la registrazione che ti ho mandato. Cioè, veramente, guarda, anni e anni di amore e mi tradisci così, veramente, io non lo so. Mi hai spezzato il cuore. Perché non ti tradisco? Dimmi. Cioè, veramente, perché ti ho spezzato il cuore? non sei più quel personaggio straordinario che eri al telefono. Veramente, non... Davvero? Sì, basta. E Va bene, neanche ora le sono coccole. qua al buio, Ecco. esco al freddo al gelo per te, come atto d'amore, per avere una linea che funziona, mi metterò qua in cima al monte per avere la linea, per essere collegato, è un atto d'amore di te verso i radioascoltatori e verso la radio. Mi prendo il freddo, Ecco, hai visto? comunque, com'è finita? È finita sostanzialmente che Pier Vittorio era andato fuori strada con la sua auto elettrica sopra Camogli ed era Vogliamo caduto... sapere che macchina elettrica era, Non possiamo dirlo per motivi pubblicitari. Mentre invece Naccia Fishball l'aveva inseguito col Maserati biturbo che bruciava benzina, che era un bell'andare. Insomma, la scena dopo, praticamente c'era Naccia al comando del Savonarola che stava pescando nel Mar Ligure perché l'ecoscandaglio aveva rilevato qualcosa al largo di Camogli e ha ripescato Pier Vittorio. Pier Vittorio sì, Pier Vittorio è stato messo davanti alle sue... come c'era in Fantozzi e fu venduto al trancio al mercato di Genova. Lo stava rischiando perché in quel momento Naccia lo ha messo davanti alle sue responsabilità. No, quello Liliana è tua figlia, devi ammettere. Naccia le ha fatto il discorso, diciamo, da buon padre di Sì, famiglia. ma mentre lui negava per l'ennesima volta c'è stata un'apparizione di Giulio Cainarca, il quale... tipo Madonna, cos'è? Sì, esatto, il quale con la stessa musica che viene usata in Fantozzi, nel primo Fantozzi, quando appare il mega direttore, quando gli fa è stato lei Fantozzi, vero? E poi sparisce dalla finestra di vetro, no? Cioè appare Giulio e fa ma Pier Vittorio, non ti rendi conto che Liliana è mia figlia? È mia figlia? Sì, Ora, e allora lui chiede e ora cosa sarà di me? E lui risponde vai in pace. Sì, onnipotente. Oddio. E questa fa... da tutto un bello psichiatra, questo ti abbiamo fatto veramente la No, clinica, aspetta, non è finita. E allora parte la musica quella quella da Fantozzi. Pier Vittorio si sveglia, dice era soltanto un sogno, io non ho figli, evviva, adesso mi vado a preparare perché sarà una grandissima rassegna stampa del sabato. Sente bussare, si apre la porta, sei tu mio padre? No! E finisce. È un po' la David Lynch, buonanima, che è morto qualche Sì, giorno fa. Sì. una specie di circolarità perfetta, diciamo. Circolarità perfetta. Comunque, bando alle ciance, se volete intervenire potete chiamarci e potete dirci soprattutto cosa ne pensate di questa diciamo, almeno complotto nel complotto, qualcuno che tramava per farci digerire meglio la sua politica, stimolava le associazioni e dava i soldi alle associazioni per cercare di mandare l'Europa in una certa direzione. Ecco, se volete dire la vostra potete chiamare allo 0292947222. Abbiamo ancora 3 minuti di tempo per voi, dopodiché avremo niente po' di meno che lui, l'immenso senatore Claudio Borghi, con cui parleremo dell'uscita dall'OMS, quindi tema caldo. Ieri abbiamo avuto Alberto Bagnai, l'onorevole Alberto Bagnai, e stasera il senatore Claudio Borghi, quindi avremo modo di dialogare anche su questo fatto, per cui è l'effetto Trump sostanzialmente. Finalmente Trump dice una serie di cose che prima si dicevano a mezza bocca, ecco. E aggiungerei anche un'altra cosa. Aspettatevi delle sorprese, secondo me vedremo delle grandi sorprese anche dalla desecretazione dei documenti che riguardano i fratelli Kennedy e Martin Luther King. Vai con la telefonata, pronto chi è là? Salve, sono Maurizio, ho chiamato anche ieri, volevo parlare appunto con sì, voi. Maurizio da Ravenna, Lorenzo.
della grande area che stanno facendo in programma sul mare a Ravenna, di fronte a Ravenna. Sono 85 chilometri quadrati dai 7 ai 10 miglia da costa. Purtroppo non hanno coinvolto la cittadinanza, vengono 75 mega pale eoliche, sono alte 170 metri e hanno un diametro del rotore di 260 metri, quindi saranno dei grandi problemi anche per il rumore, per altre cose. In più c'è anche un impianto fotovoltaico galleggiante e quindi i pescatori o le realtà del luogo non sono state coinvolte in una zona, fra l'altro, dove il vento non è che ci sia nemmeno così tanto, e questo è un grosso problema a fronte anche di mega spese, si parla di oltre 2 miliardi di euro. E poi c'è l'altro problema, siccome so che c'è il presidente nuovo, complimenti per le 5 Terre, il rigassificatore, la nave che deve arrivare, che è arrivata a Ravenna davanti al mare, ormeggerà su un fondale di 13-14 metri e pesca 10 metri la nave, e quindi lo stesso responsabile di Bergeggi della Liguria, Davide Vezzi, ha detto anche che il rigassificatore, per sciogliere il gas congelato a meno 160, assorbe grandissime quantità di acqua di mare. Si parla di 18 milioni di litri all'ora, ripeto, 18 milioni di litri d'acqua all'ora, che poi vengono rilasciati nello stesso modo in basso fondale. Ecco, parliamone di queste cose, perché non c'è stato un coinvolgimento. Assolutamente, io Maurizio, guarda, poi se vuoi ne parleremo proprio la prossima puntata, perché sul tema anche dell'interazione fra questi grandi, te stai parlando quello di Ravenna, ma davanti alle coste di Trapani, davanti alla Sicilia, nella parte occidentale ne verrà uno che comprenderà tutta la provincia di Trapani in mare, quindi parliamo di chilometri quadrati e di una superficie che è veramente gigantesca. Altri fondali, lì è una situazione ancora diversa, ma sicuramente merita tantissima attenzione, e io te lo dico da pescatore anche nelle interazioni, perché lì naturalmente poi devi stare molto lontano con le imbarcazioni, diventa veramente delle zone off limits. Quindi guarda, ora dovrebbe esserci il nostro ospite e si parte, diciamo, con la seconda parte della trasmissione, ma ti prometto che la prossima settimana sarà un argomento che cercheremo di parlarne, ne faremo un focus e avremo magari anche dei pescatori o qualcuno comunque della zona che potrà portare la testimonianza. Quindi ti invito di nuovo, perdonami se non possiamo risponderti oggi, a richiamare il prossimo venerdì. Ok. Qui Parlamento. E allora io do il bentornato al senatore Claudio Borghi. Buonasera, senatore. Ma buonasera. E allora, caro senatore, ieri c'è stato un suo collega e grande amico che è appunto l'onorevole Alberto Bagnai. Stasera c'è lei perché il tema è bello caldo. Si esce o no dall'OMS? Lei che ne pensa? Beh, guarda, forse per me avrei già restituito le chiavi da molto tempo. Vediamo di convincere gli alleati che a parole, insomma, fino adesso sono sempre stati per quello che riguarda Fratelli d'Italia, convintamente contro l'OMS, quindi mi aspetto che lo siano anche nel momento in cui si deve arrivare al dunque. Per quello che riguarda Forza Italia sono sempre stati atlantisti, e noi siamo atlantisti, e io insomma voglio sperare che uno non sia atlantista soltanto se c'è un presidente democratico, ecco, perché sennò altrimenti, insomma, come dire, non è esattamente la stessa parola che uno deve dire, no? Certo, questo è poco ma sicuro. Esserlo sempre. Io non sono atlantista, non sono marcaspista, non sono cose di questo tipo. Io sono uno che è a favore dell'Italia, per cui se ci sono delle cose che sono secondo me a favore dell'Italia seguo chi le propone,
e non viceversa, insomma, quindi non sono certo uno che va dietro per partito preso agli Stati Uniti o a chiunque altro, però essendo che insomma la questione sull'OMS noi ne abbiamo parlato in tempi non sospetti, è un anno che io tengo in evidenza sulla mia pagina sulle mie pagine social 10 punti su cui perché noi dobbiamo andarci nell'OMS, essendo che Trump, come dire, ci ha fatto la cortesia di dare priorità fra le cose che sta facendo nei primi giorni, quello di togliere gli Stati Uniti dall'OMS. Non capisco perché dovremmo rimanerci noi, insomma, se va via lui. Beh, questo è poco ma sicuro. Nel momento in cui la superpotenza mondiale sceglie di abbandonare un organismo del genere, vuol dire che quell'organismo praticamente è cotto. Tra l'altro ieri ne parlavo con Carlo Cambi e Carlo Cambi diceva, vabbè, ma noi di un organismo che davanti alla pandemia l'unica cosa che ci ha saputo dire è stata lavatevi le mani col sapone, che è quello che a casa gratis ci hanno insegnato i nostri genitori, per quale motivo dovremmo ancora restare nell'OMS? Cioè i vantaggi che abbiamo, che dovremmo ricevere dall'OMS, quali sarebbero stati? Ma nessuno, cioè evidentemente, allora funziona così, a un certo punto agli inizi diciamo del dopoguerra, no, e così via, è venuta la grande idea, facciamo l'ONU, parliamo, no, così facendo c'è il governo mondiale, tutti ci parliamo e siamo tutti più felici. Evidentemente, insomma, si stava anche ragionando in un mondo dove per vedersi, per parlarsi era complicato, insomma, no? Cioè non è che era così facile prendere e anche solo telefonare. Ma adesso direi che il problema di comunicare mi sembra che sia abbastanza superato, ecco, va, mettiamola così. Non credo che ci sia assolutamente bisogno di dire oddio aspettiamo l'OMS perché sennò altrimenti non sappiamo che cosa succede in Canton Ticino. Credo che in una maniera o nell'altra anche per quello che riguarda l'ONU, tanto per dire il principale di questi organismi, mi sembra che fra i vari G7, G20, G40 e così via ce ne siano già fin troppe di organismi che si riuniscono per decidere o per parlare di cose sovranazionali. In realtà alla fine, una volta fatto partire il giochino, un sacco di gente ha capito che era una pacchia. Perché? Tu sei un organismo sovranazionale e quindi non devi dare adito a nessuno. Le elezioni non ci sono, quindi una volta che tu sei nominato all'OMS, alla FAO, all'UNICEF, cose di questo tipo, non ti tocca più nessuno, quindi non devi fare quelle robe fastidiose, tipo dover rispondere a qualche elettore, dover spiegare che cosa stai facendo per strada a uno che ti chiede perché non stai facendo questo o quest'altro, no? Similari. Sei esentasse. Quindi il tuo stipendio, in certi casi faraonico, no? E così via, non viene pagato nessuna tassa perché dice sono un organismo sovranazionale, a chi devo pagare le tasse? A nessuno, perché non sono di nessuna nazione, quindi tasse un cazzo. Poi, altra cosa che tutto sommato forse è il caso di ricordare, non sei sottoposto a nessun giudice, immunità totale. Perché giustamente ti dicono io sono un organismo sovranazionale e chi sei tu giudice italiano, francese, dell'Indonesia o così di questo tipo per venire a giudicare me? Come se fosse immunità diplomatica, no? Ma capite che è la pacchia delle pacchie e per chi è dentro questa roba qua è il posto migliore del mondo, è una meraviglia e quindi in realtà noi mantenendo questi carrozzoni stiamo semplicemente mantenendo la bella vita di un po' di persone e lì le possibilità sono due: o alzano la cresta come questo dell'OMS, no? Il mitico Ghebreyesus, etiope di Partito Comunista, che secondo me se arriva in Etiopia se lo sbranano, il quale dice no, ma allora facciamo così, c'è la pandemia, avete visto che ci sono tutti questi babbei che se diciamo di stare chiusi in casa si chiudono tutti in casa, no? E similari, cazzo, diventiamo noi gli imperatori del mondo. E allora volevano far passare il trattato pandemico tale per cui se per caso c'erano pandemie, e tra parentesi lo decidevano loro, quando c'era la pandemia comandavano loro, e quindi o vogliono fare così e non mi va sinceramente perché di andare a finire sotto la dittatura di Ghebreyesus, così questo tipo forse anche no,
e quindi se l'intento è quello non ci servono, ma se l'intento invece non è quello, e vale a dire quindi non hanno poteri diretti o similari, non ci servono assolutamente a nulla, se non a pagare gli stipendi, le sedi, i viaggi, cose di questo tipo di sta gente qua, e quindi perché dobbiamo rimanerci? Questo è poco ma sicuro. E allora direi che sia questo è certamente un tema di riflessione non da poco. E immagino che non sono mancate le reazioni del genere, eccoli qua, sempre i soliti, che figura ci facciamo, la destra al potere e così via. Cosa rispondiamo a chi dice queste cose? Beh, ma sono abituato, perché in realtà tutti questi, cioè, una delle cose più divertenti che ho sentito è stata, non è vero, un'occasione, perché così l'Italia può migliorare l'OMS. Siamo commossi. Arriviamo noi e miglioriamo l'OMS. Ma al di là insomma, di queste battute, in realtà chi piange e chi strepita, no? Dopo per questa proposta, ovviamente il Partito Democratico in primis, lo fa semplicemente perché vede una cosa che ha contribuito a creare per questi anni, vale a dire il mondo globalizzato, che sta andando in frantumi. E loro hanno puntato tutto sul mondo globalizzato. Il mondo globalizzato, cioè, vale a dire il sogno dei democratici americani, del PD, dell'Unione Europea, della von der Leyen, no? Questo tipo, è un mondo dove gli stati-nazioni non esistono più. E figurarsi poi le regioni e così via. Cioè, quello che in teoria, mentre noi siamo lì a chiedere l'autonomia, no? Loro in realtà lavoravano per delle cose ben più ambiziose, cioè vale a dire i governi mondiali, quelli che non devono rispondere agli elettori, quelli dove non c'è più una frontiera e quindi ogni migrante e così via, non esiste più neanche il concetto, perché tutti possono andare dove cazzo vogliono, no? Segnatamente a casa degli altri, dove il lavoratore, e qui capite anche quanto poco sia di sinistra chi invece ha raccontato queste cose, cioè ha ceduto proprio anche l'idea stessa e la filosofia di quello che dovrebbe essere un partito di sinistra per la brama di potere. Vale a dire, questo sistema globalizzato è un sistema dove il lavoratore è in competizione diretta verso un altro lavoratore, magari in Cina o in India o così questo tipo, con stipendi da fame. Da qui poi deriva il disastro di tanti lavoratori nell'Occidente, che si sono trovati a dover combattere per stipendi sempre in calo, no? Costantemente. Questo mondo che loro si sono creati, a loro immagine e somiglianza, personaggi tipo la Schlein vivono come ovviamente delfini nell'oceano, no? Perché è gente con un botto di soldi, che è abituati a girare per il mondo, no? In chissà quali college e similari, beh, basta, cioè, certo è la pacchia, è il loro modo ideale. Invece però purtroppo per loro, quelli che ancora per adesso votano, prima che fortunatamente siano riusciti a disattivare questo meccanismo, è gente che invece si sveglia la mattina e ha qualche problema. Qualche problema perché il negozio non vende più come prima, perché il lavoro non è più come quello di prima, perché la concorrenza è sempre più terribile e similari. Ecco, questi votano. E fortunatamente anche negli Stati Uniti questo meccanismo si è avverato, e la vedete anche la differenza, cioè nelle grandi città tipo New York, Los Angeles e così via, dove ci sono le persone straricche che beneficiano soltanto della globalizzazione, no? E similari, tutti a votare in masse democratici. Però in tutto il resto dell'America la gente che deve rimboccarsi le maniche per stipendi da fame, il lavoro non c'è più, no? E similari, ha votato in massa Trump. E questa gente, queste persone non ne vogliono più sapere della globalizzazione, del mondo senza frontiere, del mondo senza limiti, perché alla fine non ne hanno nessun beneficio. Cioè, se io sono un poveretto a cui hanno chiuso la fabbrica sotto casa perché hanno trasferito tutto in Cina e devo adattarmi con lavoretti, a me la soddisfazione di poter andare in Indonesia facilmente viaggiando
per fare il selfie su Instagram mentre sono sulla torre a Tokyo, così questo tipo, sinceramente non gliene frega assolutamente Infatti. nulla. Senatore, io la devo salutare perché il tempo è tiranno, però ci risentiremo presto, la ringrazio. Noi non molliamo, ciao. Grazie, sigla e stacco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Qui Parlamento. Questa roba. Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A voi la linea. Benissimo, Lorenzo, allora chiudiamo qui questo nostro spazio, ci ritroviamo il 31. Yes, mi è piaciuto stavo sentendo con molta attenzione Borghi, mi è piaciuto vivono come delfini nell'oceano, mi è piaciuto, ti è piaciuto? È stato di stile, vivono come delfini Sì. nell'oceano. Anche il passaggio, devo dire, il passaggio sul poter andare a farsi il selfie su Instagram a Tokyo è stato straordinario. È vero, c'è gente per la quale gli unici problemi sono solo questi. Quindi. Ed è proprio così, mentre abbiamo veramente un popolo incazzato, che è soprattutto quello del primario, di cui parliamo tutti i venerdì proprio su queste frequenze. Prossimo venerdì per il nostro Maurizio faremo un focus proprio sull'eolico offshore, proprio sulla situazione di Ravenna, quindi ci lavoreremo tutta la settimana per te Maurizio, ma non solamente per te, ci hai suggerito un argomento molto interessante che avevo già attenzionato, ma perché è giusto dare anche notizia di queste cose, perché sicuramente nascono dei conflitti e bisogna chiarire tutte le situazioni. Quindi non perdetevi la prossima puntata di Chilometro Zoom sulle magiche onde di Radio Libertà. Grandissimo Lorenzo, Grandissimo. ciao! Al prossimo venerdì, ciao! 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 Cochi e Renato, La vita è bella, 1974. A te la linea. C'è chi un giorno ha tanto sofferto e allora ha detto io parto.
Ma dove vado se parto? Olè! Ladies and gentlemen, avete ascoltato Cocchi e Renato con È la vita, 1974. Cocchi e Renato venivano dal Derby Club di Milano e questo è il tema della grande città. Recuperiamo questa sera Carla De Bernardi. È una bella conversazione. Dateci dentro. Vai, Lorenz. Va ora in onda La grande città con Carla De Bernardi. Si può vivere anche a Milano, nel cuore della città. C'è tanta gente in giro per le strade, c'è tanta elettricità, sia tutto portata di mano. Non si scappa dalla realtà. Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano. E allora, signore e signori, anche questa sera è tornata lei, fascinosa come sempre, Carla De Bernardi, a raccontarci della grande Milano. Buonasera e ben trovata, cara Carla. Tonino, buonasera a te, buonasera a tutti. Ma stasera usciamo, diciamo, dal classico schema che ci porta a conoscere bei monumenti all'interno della grande Milano. Stasera andiamo a conoscere un monumento a suo modo, Certo, che diciamo così è nei cuori di tanti perché è un monumento della comicità italiana. Via Monterosa al numero 84, cosa c'era? c'era, guarda, c'era qualcosa che si chiamava, che noi chiamiamo Derby Club, ma che non Esatto. nasce con il nome Derby Club, lo sai? Allora, cosa No, succede? come era nato? Questo mi mancava. Ti racconto tutto. Gli zii Intanto, di Diego Batantuono. esatto, intanto io lo definisco una taverna dei destini incrociati, prendendo spunto da Calvino, no? Sui destini incrociati, perché lì si sono incrociati appunto un sacco di storie di persone, moltissime delle quali per fortuna vivono e lottano ancora insieme a noi, alcune non ci sono più, ma insomma sono stati dei personaggi importantissimi nella cultura milanese, laddove per cultura non si intende solo i Soloni, i Capiscioni, i Sapientoni, la cultura intesa anche in senso più popular, no? Quindi una cultura più Esatto. vicina alle persone, meno inaccessibile. A parte che io però vorrei fare una precisazione prima, se me lo consenti, perché sappiamo che c'è stata una grande ingiustizia storica in questo paese. E la grande ingiustizia storica è lasciare Bettino Craxi a morire a Hammamet senza permettergli di tornare in Italia. Siccome ieri, no, domani sono i 25 anni dalla sua morte. No, oggi sono stati, 19 gennaio del 2000. Io credo che soprattutto, scusami, nel panorama desolante di certi politici, e non faccio distinzioni tra destra e sinistra, anche se sai che per me la sinistra è peggio, senza fare distinzioni, ma ci sono dei personaggi desolanti e quindi ricordare uno che è stato un grande statista, un grande politico e che è stato punito dalla storia e punito anche dai suoi amici e dai suoi alleati, perché questo è stato. E allora, secondo me, ricordare Bettino Craxi è un dovere di tutte le persone che hanno a cuore la democrazia, la società, la cultura e tutte queste belle cose qua. Sì. E spero che i nostri ascoltatori apprezzino. Di qualunque idea politica si siano, Antonino, perché Craxi è stato un grande al di là del fatto che si possa essere o meno della sua stessa parte. È stato un grande statista, ha risolto un sacco di problemi, è stato un innovatore e poi a un certo punto ha dovuto fuggire, rincorso da monetine di persone che hanno voluto, come dire, trovare un capro espiatorio, no? Cioè per dire, è colpevole solo lui, noi non lo siamo, c'è un unico colpevole. E vabbè, detto questo, e che secondo me è un giusto riconoscimento a questo personaggio, diamo il nostro Sono derby. d'accordo perché è stato un grande statista, quindi è stato un vero leader, un uomo che ha pagato per tutti in un clima avvelenato che purtroppo continua a essere avvelenato anche 25 anni dopo la sua morte
ma la storia saprà dargli il giusto posto e soprattutto la storia saprà essere molto più clemente di certi libri e personaggi che grazie a lui si sono costruiti una carriera. E non aggiungo altro. Per poi rinnegarlo. E non aggiungo altro. Come No, diceva neanch'io. lui, hanno creato un clima infame. Infame, esatto, per dirla con l'avvocato Agnelli. No, quello è l'avvocato Agnelli, un'altra cosa, ma Bettino appunto venne intervistato dai giornalisti e disse: hanno creato un clima infame. Questo non me lo ricordavo. Ed era vero. Il bello Sì, fu che io mi passò ricordo un che anche cretino in l'avvocato motorino e gli urlò devi morire. E Craxi disse: vedete la stupidità in Italia dove non c'è nemmeno la pena di morte mi dicono devi morire. Quindi, comunque, vabbè. Bellissimo il film Sì, con Favino. Gianni Amelio. È incredibile come fosse veramente diventato Craxi. Sì, Era lui lo Craxi. fa preciso, veramente. Io che ne sono un accanito imitatore di Bettino, devo dire la verità, lo ha fatto molto bene. Sembravo molto bene. quasi io che imito Bettino. Detto questo, torniamo al nostro Derby Club. Allora, il Esatto. Derby Club, dove andava anche Craxi, tra l'altro. Quindi. Tra l'altro, lui aveva anche un'altra mania, andava sempre alla trattoria Il Mattarelle. Mattarelle è via Palermo, all'angolo con una via che non mi ricordo come si chiama, è uno dei grandi ristoranti milanesi storici, specializzato in ossobuco con risotto. Io l'ultima volta che sono andata sarà stato, guarda, un anno fa, e veramente questo ossobuco si scioglieva in bocca. Mamma Poi mia. il titolare, che non mi ricordo come si chiamava, è morto da poco, però il Mattarelle rimane lì. E lui ci andava tutte le settimane con i suoi del circolo magico, no? che tutti i politici hanno. E quindi ci andava, mi sembra il martedì, se non ricordo male il martedì. Nel mio libro La storia di Milano l'ho scritto perché a me è sempre divertito cercare gli aneddoti, e questo è uno degli aneddoti di Craxi, questa sua passione per il Mattarelle. Il derby nasce nel 58 e chi erano i titolari? I titolari erano un signore che si chiamava Gianni Bongiovanni, detto Bongio. Tu sai che a Milano Emanuele diventa Lele, Federico diventa Fede, Giovanni diventa Giova, te non ti possono abbreviare perché sì, Antonino diventa Nino, come no? Tutti i nomi vengono ristretti, no? Allora Gianni Bongiovanni, detto Bongio, con sua moglie Angela avevano questo ristorante che si chiamava G-Go, e che non andava tanto bene. E allora cosa fecero? Decisero di fare, avevano sotto il ristorante una tavernetta, la classica tavernetta, e decisero di fare delle spettacoli teatrali, cioè di mettere a disposizione di giovani artisti un palcoscenico dove potessero esibirsi, no? Gratuitamente, credo, cioè non gli chiedevano niente a questi disgraziati qua, che erano tutti spiantatissimi. Iniziò come Whisky a Go-Go, si chiamava, poi si trasformò in Intras Club, Intras Derby Club, anzi, perché era vicino allo stadio di San Siro, e uno dei frequentatori era Intra, il jazzista, e quindi diventa Intras Derby Club, e poi diventa semplicemente Derby Club, come lo conosciamo tutti. Ed era appunto, come dici tu, Viale Monterosa 84, dove adesso c'è un centro sociale che si chiama Il Cantiere. È desolante passare davanti al Derby, perché questa villetta, che era una villetta Liberty, è tutta coperta di vegetazione, e vedi che è malinarnese, vedi che non è curata, e intravedi la scritta di questo centro sociale Il Cantiere, e sai che appunto lì si andava tutti al Derby. Io confesso di non esserci andata tante volte, ma quelle volte che ci sono andata mi ricordo che mi sono entusiasmata. Cosa succedeva al Derby? Che appunto c'era un pianoforte, una batteria, e poi era arredato come una cave esistenzialista, no? Cioè come quei locali esistenzialisti che c'erano a Parigi, dove si esibivano Juliette Gréco e altri autori così, perché era in totale penombra. C'era ovviamente, si bevevano liquori di tutti i tipi che
ce n'era un grande assortimento, si fumava come turchi, perché se ti ricordi si fumava dappertutto una volta. Sì. Si fumava al cinema, si fumava in treno, si fumava in aereo. Adesso non possiamo, no, non possiamo, io non ho mai fumato, ma non si può fumare neanche fuori per strada, perché se ti vede Sala ti dà una randellata in testa, ma all'epoca, mi ricordo una volta, Antonino, che stavo andando a New York e avevo un posto in aereo, l'ultimo posto prima della zona fumatori, perché c'era proprio la zona fumatori. Sì. E cosa succedeva? Che quando l'aereo era decollato e tutti i fumatori non vedevano l'ora di accendersi la sigaretta, correvano tutti nella zona fumatori dietro di me, che non era solo la zona fumatori di chi era seduto, ma anche per chi aveva il posto nell'altro settore non fumatori, ma voleva fumare. E quindi si creava una calca nella zona fumatori, Meraviglioso. una nube terrificante, era una cosa francamente disgustosa. Comunque, avere smesso di fumare nei locali pubblici, credo che sia stato il buon Sirchia, no? A dare il via a questa cosa qui, a me sembra una cosa buona. Quanto al fatto che non puoi fumare per strada perché inquini, e se fumi sul balcone, e se fumi alla finestra, e se apri il finestrino della tua macchina e butti fuori il fumo? Ma figurati, ma poi ecco, poi veramente a me, a proposito di macchina, a parte il fatto che fumare dentro la macchina secondo me è una delle cose più Iniziale. controindicate, anche perché stai guidando. Malsana proprio, malsana. Appunto, stai guidando, dovresti avere le mani libere per toccare i comandi, la leva del cambio. Ammettiamo che hai il cambio automatico, d'accordo, però significa anche che tu comunque devi essere in grado di manovrare la macchina, eccetera, eccetera. Ti cade la cenere sui pantaloni, ti rovini i pantaloni. No, le macchine dei fumatori, me le ricordo quando eravamo ragazzi, erano disgustose, però facevo l'esempio di chi fuma in macchina, perché in macchina è proprietà privata, però poi butti fuori il fumo e inquini alla faccia di chi ti dice certo. che non si può fumare all'aperto. Cioè, se io abito in una casa di ringhiera con la balconata, se esco a fumare lì o se uno esce a fumare, apre la finestra. Quindi la lotta al fumo per lottare all'inquinamento, diverso è la lotta al fumo per la salute, perché sappiamo che fa male. E non solo, la cosa più drammatica sono quelli che buttano le cicche dalla macchina. Quelli di odio. Quelli sono i peggiori, perché molto spesso, al di là del fatto che d'estate rischi l'incendio, molto spesso capita che li lanciano in una maniera tale che ti rimbalzano sul cofano della macchina e si vanno a posare proprio sopra lo spazio tra i due tergicristalli, dove c'è la presa dell'aria col ventilatore che sta aspirando l'aria per sbatterla in macchina, sia che fa freddo, se fa freddo c'è l'aria calda, se è estate sta spingendo l'aria condizionata, e quindi tu all'improvviso devi aspirarti la sigaretta del cretino di turno che ha pensato... accesa. A me è capitato anche con la Vespa qualche volta che qualche cretino ha tirato la sigaretta per terra e mi è rimbalzata per esempio sul giacchino mentre viaggiavo. Cioè, ma quelli sono, scusami, qualsiasi termine usiamo per definirli, da cialtrone sono dei cialtroni, cioè, come ti permetti di... Poi una volta ho fatto, tra le tante visite milanesi che io ho fatto nella mia vita, sono andata anche a visitare le fogne di Milano. Allora, se tu vai a visitare le fogne, scendi ovviamente in questi tunnel, e cosa c'è? Uno strato di cicche che occupa tutta la superficie dell'acqua, perché i filtri non si sciolgono. E quindi tu, se entri nelle fogne milanesi, almeno questo succedeva 5 anni fa, non so se la situazione sia migliorata, ma non credo, tutta la parte acquatica della fogna, perché tu hai delle specie di percorrimenti, no? Dove puoi passare, perché serviranno, che ne so, per manutenzione, per altre cose. Siamo passate per questi corridoi e c'era tutta la superficie dell'acqua, era soltanto era coperta totalmente di filtri. Quindi quello lì è veramente una iattura. Però io vedo che tanti lo fanno. Ora, purtroppo tanti giovani, io tante volte vedo delle ragazze che fumano, ridono, scherzano e poi pam, buttano la cicca accesa, non si meritano neppure di spegnerla. Quindi educare a un uso consapevole del fumo va bene, proibire
come viene proibito anche di fumare se sei all'aria aperta, francamente lo trovo piuttosto, come dire, che poi accusano tutti l'attuale governo di essere autoritario, ma quando le cose autoritarie le fanno persone non di destra, non è sempre democrazia, no? È un grande classico questo. Ma senti, questo benedetto derby? Questo benedetto derby, ci eravamo persi con le fogne. Allora, questo benedetto derby... Questi qui chi sono, per esempio? O meglio, io lo so chi sono, ma... Questi sono Roberto Brivio, Lino Patruno, da Nanni sinistra a destra. e Gianni Roberto Magni. Brivio, Lino Patruno, Nanni Svampa e lui, l'immenso Gianni Magni. Ebbene sì. Che peraltro è seppellito al Monumentale, gli altri no. E sono i gufi, perché questo famoso palcoscenico del derby si sono esibiti, guarda, ti leggo un po' di nomi perché nel mio libro ne cito tanti, ma ce ne sarebbero anche altri. Bisio, Claudio Bisio, Massimo Boldi, Giobbe Covatta, Enzo Iannacci, Teo Teocoli, Walter Valdi, Bruno Lauzi, Beppe Viola, Lino Toffolo, Felice Andreasi, Cocchi Renato, Aldo e Giovanni, I Gatti di Vicolo Miracoli, Massimo Boldi, Gianfranco Funari, Giorgio Gaber, Gino e Michele, Enrico Beruschi, Antonio Ricci, cioè, tutti quelli che poi sono passati. Quando va in crisi il derby? Il derby va in crisi quando praticamente Mediaset si prende tutti questi comici, li mette sotto contratto e quindi il derby non ha più persone che si esibiscono perché è arrivata la TV commerciale e ovviamente tutti questi qui hanno più convenienza a lavorare per la televisione che non a continuare a esibirsi nel sotterraneo, no? E quindi è un po' Mediaset che crea la fine del derby, poi naturalmente la fine è progressiva, però poi li ritroviamo, di questi quanti ne ritroviamo sulle reti Mediaset, quasi tutti praticamente. Poi l'erede teatrale, diciamo, di spettacolo del derby è lo Zelig, che è Viale Monza, che però secondo me non ha mai raggiunto le vette del derby, perché al derby appunto c'era tutta questa gente qua, Cocchi Renato, io me li ricordo, cioè era una roba che passavi delle serate ma in un'allegria e in una, come dire, esaltazione, no? E questi qui hanno scritto delle poesie, scusami, Però a delle questo canzoni punto meravigliose. io devo porgerti una domanda, forse indiscreta, ma tu sei mai stata al derby? Sì, certo. Ecco, perché il primo a cui ho posto questa domanda mi ha risposto con gli occhi sognanti, sì, ed era bellissimo. Era quindi? così? Sì, era così. Quindi ecco, raccontiamo anche ai nostri ascoltatori, cioè fino alla metà degli anni 70 in Italia esisteva una distinzione. I poveri andavano nelle balere, mentre invece la borghesia, diciamo, non i ricchi, diciamo la borghesia, andava in quelli che erano i cosiddetti night club. I night club, ora il derby non era propriamente o meglio, non era propriamente un night club vero e proprio, perché era cabaret. Nel night club c'era solo vendita di alcolici e poi si faceva un po' di musica con le orchestre. A una certa ora si andava via ed era dancing più che altro. Mentre invece la particolarità del derby è che non si ballava, c'era questo palco sopraelevato, tu mangiavi, bevi qualcosa e questi personaggi, prima uno, poi l'altro, intanto tu appunto bevevi e fumavi, vedevi chi c'era in giro, perché era frequentato da gente come Mina, Walter Chiari, che ti posso dire, non so, se arrivava a Milano un artista come Aznavour, andava al derby, piuttosto che Quincy Jones, che si sono esibiti Aznavour e Quincy Jones al derby, anche John Coltrane si è esibito al derby, quindi capisci che era veramente un palcoscenico internazionale. E tra i clienti c'era Renzo Arbore che forse andava anche a cercare a fare scouting, c'era Walter Chiari, Johnny Dorelli, Dario Fo, Mastroianni, andavano tutti al derby quando erano a Milano. C'era anche la Mala Milanese. Era la Mala Milanese, Francis Turretello, Faccia d'Angelo, così soprannominato, e Luciano Lutring, il solista del Mitra,
forse approfittando del fatto che era buio e che quindi ti potevi mimetizzare, erano degli assidui frequentatori, perché poi c'erano i frequentatori abituali, cioè la gente che andava sempre al derby, capisci? Perché era Però ti devo dire che oltre a appunto il derby, io mi ricordo, io ho una certa età, e quindi mi ricordo, come dicevi tu prima, i nightclub, io me ne ricordo due, perché un conto era il dancing e un conto era il nightclub. I nightclub più borghesi di Milano, per usare un tuo termine, e quindi non necessariamente di ricchi, ma in realtà ci andava gente facoltosa perché non erano posti frequentati Scommetto che stai per dire Nepenta. E Nepenta da un lato e Charlie Max dall'altro, che erano a pochi passi di distanza, uno in Piazza Duomo sotto i portici e l'altro sotto i portici di Piazza Diaz. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E il Nepenta e il Charlie Max erano frequentati, io direi, forse mi sbaglio, ma non credo, da quelli che noi oggi chiamiamo i radical chic, perché erano un po' i contestatori ricchi, perché sai, allora, io l'ho vissuti quegli anni a Milano, il 68 è stato sicuramente una cosa bellissima da celebrare, eccetera, eccetera, ma il 68 milanese era guidato, i leader, i leaderini, erano tutti ricchi di famiglie, ma non benestanti, di famiglie di ricchi milanesi. Non faccio i nomi, ma me li ricordo tutti a uno perché li ho conosciuti tutti. Alcuni non ci sono più, altri ci sono ancora, ma erano tutti borghesi perché Te loro lo erano dico io convinti. chi era l'unico povero, perché era posto gratuito nel mio collegio in università, l'Augustinianum della Cattolica, Mario Capanna. Mario Capanna era Esatto. un posto gratuito, cioè il collegio Augustinianum della Cattolica metteva in palio vitto, alloggio all'interno del collegio gratuiti a una graduatoria a cui si accedeva per merito e si restava in collegio se tu mantenevi un'alta media e non potevi dare più di 3 esami con il 24. Quindi bravo Capanna. Molto bravo, molto capace e molto preparato, tant'è vero che poi quando venne cacciato dall'università, lui è ancora oggi persona non grata, quindi non può entrare alla Cattolica, quando venne cacciato Ezio Franceschini, il rettore, gli disse: io ti pago la statale di nascosto, tu ti laurei, ma finché io sono in vita non devi assolutamente raccontare niente di tutto questo a nessuno. Perché cosa aveva combinato? Mario Capanna aveva occupato l'università e da fuori gli gridava: Franceschini, tra 5 minuti ti veniamo a prendere qua e là. E poi c'era stato lo sgombero della Cattolica in piena notte. La prima occupazione milanese è stata proprio la Cattolica, se non ricordo male. E pensa che il mio collegio, che è al lato dell'università, misero fuori le bandiere rosse. Tant'è vero che è stato poi spostato in periferia, perché se veniva Paolo VI a Milano non poteva vedere al lato dell'Università Cattolica le bandiere rosse. Certo. Adesso forse il Papa attuale sarebbe contento invece. Lasciamo stare. E quindi tu racconta un po' sti dancing e sti night, perché mi piace molto l'idea. Allora, ti ripeto, allora, lo dico senza vergognarmi, perché non vedo perché devo vergognarmi. Io facevo parte della borghesia milanese, non parte della fascia alta della borghesia, quindi non i ricconi, che anche quelli ti potrei fare i nomi di tutti, certi che avevano delle case a San Siro. Io mi ricordo la casa di un famoso industriale nel campo dei metalli non ferrosi, anche qui non faccio il nome, che aveva una villa con piscina, campo da tennis, campo da calcetto. La padrona di casa era una signora bellissima, i figli erano dei appunto ragazzi della ricca borghesia milanese. Io mi ricordo che si era invitati in questa casa, era difficile, nel senso che c'era anche lì un giro di persone che erano i frequentatori abituali. A me ogni tanto è capitato di essere invitata lì e mi sembrava di andare nella reggia di Versailles,
E questa alta borghesia milanese, di cui ripeto, io non facevo parte perché mio papà era un alto dirigente della Pirelli, ma rimaniamo sempre nella fascia della media borghesia, non stiamo parlando di quella borghesia di industriali, no? La borghesia milanese di quegli anni lì, del dopoguerra e poi degli anni 60 e 70, erano i ricchi industriali, quelli che facevano appunto i metalmeccanici, i farmaceutici, tipo Zambelletti, tanto per fare un nome a caso, eccetera. Papà era un dirigente della Pirelli, quindi era una posizione più che decorosa. E quindi ero al confine con quel mondo e ogni tanto ci cascavo dentro. E poi andavo a una buona scuola, seppur pubblica, che era la Manzoni, liceo linguistico umanistico per ragazze, perché all'epoca la Manzoni era solo per donne, scuola peraltro fondata da Carlo Tenca, e quindi questa scuola era sicuramente, io mi ricordo le mie compagne di classe erano tutte ragazze super borghesi, di quella borghesia alta di cui ti parlavo prima. E sicuramente quell'ambiente lì l'ho conosciuto bene, e la sera capitava, magari dopo una manifestazione, di andare al Nepenta o Charlie Max, hai capito? Invece gli intellettuali andavano, io ogni tanto andavano al Derby, perché il Derby era per persone, diciamo, sì, chiamiamoli intellettuali, anche se a me la parola intellettuale non piace, però designa molto bene una categoria di persone, quindi ci andavano scrittori, giornalisti, artisti, attori, cantanti, un mondo diverso da quello dei nightclub. E nei Era il nightclub mondo di Beppe c'era il Viola. number one, c'era il number one, dove c'erano, Nino, io me li ricordo, io ero più piccola di loro, perché loro infatti sono tutti morti, ma era frequentato da gente come Gigi Rizzi e quei playboy lì, quelli che poi andavano a Saint-Tropez e uscivano Sì. con la Bardot. E me li ricordo questi qui. Una volta uno di loro, non mi ricordo chi era, uno bellissimo, non mi ricordo il nome, mi ha invitato a ballare al number one. Io sono svenuta praticamente, avrò avuto 17 anni, quello lì ne avrà avuti 40. E quindi c'era il number one, poi c'è stato dopo il privé che era in via Ancona, insomma, poi sono cominciate le discoteche, tipo quella famosa di Viale 22 Marzo, come si chiamava? Il Rolling Stone. I Rolling Stone, e lì è cambiato il genere, non erano più i night. Il night a un certo punto è tramontato, perché era un po' vecchio stile il night, no? Era un po' per Comenda. Sono venute fuori le discoteche, e nelle discoteche ti poteva capitare di incontrare Madonna o quella gente lì, era tutto un altro mondo. E quindi questa è stata le Ho notti fatto a tempo a milanesi, si ballarci divideva anch'io a tutto. Rolling Stone. Cosa? Ho fatto a tempo a ballarci pure io a Rolling Stone. Quindi le notti milanesi si dividevano tra posti come il Derby Club, che era appunto un posto di pensiero, chiamiamolo così, di arte Poi c'erano i night club, che erano un po' non dico per debosciati, ma per andare proprio anche un po' a farsi vedere, non so come dirti. Poi c'è stata l'epoca delle discoteche, che è stata tutta un'altra cosa, perché nelle discoteche entravano tutti, nelle discoteche non c'era la selezione, cosa che c'era invece al Nepenta, al Charlie Max e al Number One, non entravano tutti, entravi Certo. solo se avevi una credenziale per l'appunto, eccetera, eccetera, eccetera. C'è stato un altro locale che io ricordo sempre con grandissimo affetto, io lì ero più grande perché ero già stata sposata una volta e avevo 30 anni, 30-32 anni, quindi ero più grande, e si chiamava Tencit. Il Tencit era in via Festa del Perdono e anche quello era un po' tipo il Derby, nel senso che scendevi giù da una scala e scendevi giù da questa scala e c'era tutta un'atmosfera rarefatta, tutta la penombra, e lì c'era un pianista, non mi ricordo il nome, ma suonava tutte le sere ed era proprio il pianista di piano bar, proprio Che nel senso meraviglia. classico. Lui faceva musica di piano bar e quindi non c'erano artisti che si esibivano come al Derby, c'era questo pianista che è nato avanti anni, che tutte le sere cantava le canzoni, quelle, sai, quella musica proprio da night, quella musica jazz morbido piuttosto Da che canzoni crooner, un po' come era Johnny Dorelli in Italia, che imitava molto esatto, Sinatra. bravo.
bravo. Oggi è Michael Bublé, il crooner tipo è Michael Bublé. Ecco, invece questo qui cantava e si andava agli Altencit. Tra l'altro, visto che ci ricolleghiamo alla storia di Milano, poi finiamo col derby, all'angolo tra via Festa del Perdono e via Laghetto c'era una Madonnina che non c'è più perché è stata spostata, è stata restaurata e poi spostata, e credo che sia al Policlinico, alla fondazione del Policlinico. Si chiamava la Madonna del Tencit. Perché chi erano i Tencit? I Tencit erano, Tencit sta a significare sporco di fuliggine. Erano degli operai che evidentemente, adesso non mi ricordo se facevano gli spazzacamini o cosa, però Tencit voleva dire, prova a vedere se trovi il significato di Tencit. E questa Madonnina era una Madonna con un grande manto, che sotto il suo manto si vedeva una funerale, un corteo, si vedeva il lazzaretto e poi un corteo funebre che usciva dal lazzaretto, perché ricordava questa Madonnina la peste di San Carlo, no, che non è la peste di San Carlo, la peste di Federico, la peste del Manzoni, no? Sì, quella manzoniana. La manzoniana, che era quella di Federico Borromeo, perché il San Carlo era stato qualche tempo prima, perché ogni Borromeo, lì quasi tutti avevano la loro peste, no? Le pesti erano ricorrenti, quindi il San Carlo e la peste di San Carlo, poi c'è la peste del Manzoni, che è quella nel 1630 del Federico Borromeo, e quindi questa Madonna del Tencit. La Madonna dei Tencit. Sì, l'hai trovata? Ci sono quasi, guarda, anche perché appunto il locale, il Tencit, Palazzo Storico del 1908, cade Tencit, fra cucina, teatro e musica, eccola qua la Madonna del Tencit. Ora si mangiava anche, al Tencit si mangiava anche. Sì, Poi lì c'erano infatti. tutti i ristoranti della zona della statale, c'era il famoso ristorante Laghetto, poi c'era il bar della statale col biliardo, insomma tutte cose che io ricordo della mia gioventù, diciamo. Però la Madonna del Tencit, io adesso non mi ricordo chi erano questi Tencit, però te lo vado a vedere. Tencit, perché nel mio libro ne parlo, ma sai, non riesco a ricordarmi tutto. Perché stasera è un po' lentarella la linea, perché sto cercando di aprirlo su Lombardia Beni Culturali. Vediamo un attimo se... Allora, l'affresco della Madonna del Tencit, quando c'era la peste, eccetera, eccetera. Ah sì, erano i Carbonai. Eccola qua, Tencit. Erano i Carbonai. E La questo mostriamo. Bernardo Catoni, che era un carbonaio sopravvissuto alla peste. Eccola qua. Ecco, ringraziò no, non è questa la Madonna, è questa la Madonna. Ah sì, è questa la Madonna del Tencit. Sì, vedi che c'è sotto probabilmente San Carlo e poi sotto ancora c'è il lazzaretto, lo vedi che si vede la costruzione a U? Sì. E questo Bernardo Catoni, un carbonaio, perché Tencit voleva dire carbonaio, perché voleva dire proprio coperto di fuliggine. Casa dei Carbonai, sì, cade Tencit, sì. Bravo, questo sopravvive alla peste e fa fare questo affresco sulla parete esterna dell'edificio all'angolo tra via Laghetto e via Festa del Perdono. Poi è stato spostato e l'hanno portato appunto prima a restaurare, mi pare, a Brera e poi alla Fondazione Policlinico che è lì dietro. L'affresco raffigura la Madonna con ai piedi San Carlo Borromeo e poi c'è San Sebastiano e San Rocco. E sempre nel riquadro compare anche questo Bernardo Catoni e sotto c'è questa panoramica del lazzaretto, si vede proprio la costruzione a U del lazzaretto e si vede che appunto che c'è un corteo di salme destinato alla sepoltura. Qua. E quindi adesso nessuno ha aggiornato i siti sul Tencit, quindi se uno, come dicono questi siti, va in via Laghetto a cercarlo, non lo trova. Però pazienza, nel senso che è stato comunque un... ah no, quello dice, vedi? È stata trasportata al Policlinico, esatto, al Policlinico, perché la tela stava andando in totale degrado. Quindi per fortuna il comune si è accorto che quest'opera andava persa e per cui per una volta è intervenuto facendo una buona Eccola qua, opera la di ingrandiamo un po', la Madonna dei Tencit, così si vede meglio. E la vedi questa è la com'è bella. fotografia che è stata scattata.
questo è il committente, qui in fondo c'è il corteo funebre, questo è il lazzaretto, Esatto, il con le lazzaretto, il corteo tende, funebre. al centro l'ottagono, che è nella zona di via Esatto. Casati a Milano, per chiarirci, vicino alla stazione centrale. Beh, il lazzaretto era tra via San Gregorio, dietro l'attuale Corso Buenos Aires, che allora si chiamava in Sì. un altro modo, tra via San Gregorio e via, appunto, come hai detto tu, la via Panfilo Castaldi, no? Che via hai detto tu? Via Casati. Sì, esatto. E lì, se tu vai in via San Gregorio, ci sono ancora dei resti del lazzaretto, e vedi che ci sono queste finestre ogivali a sesto acuto, e dei pezzi di muro di quello che fu il lazzaretto. E poi, se tu entri, c'è un ingresso e vai dietro queste ultime finestre rimaste, lì c'è una chiesa ortodossa come si chiama, la chiesa ortodossa di Mosca, tipo una cosa così. Entri in questa chiesetta, io ci sono stata di recente, che ha proprio le caratteristiche delle chiese ortodosse, quindi è arredata come si chiama, con tendaggi di velluto rosso, candele, icone, ed è un posto delizioso, è proprio una chiesetta piccolissima, ti sembra di entrare, anzi non ti sembra di entrare, entri in una chiesa russa, e merita di essere vista. In più, invece, delle colonne del lazzaretto, che poi è andato distrutto ovviamente, delle colonne del lazzaretto, se tu vai a Corso Buenos Aires numero 1, Palazzo Luraghi, entri nel cortile e ci sono delle colonne del lazzaretto. È un palazzo molto particolare perché ha una specie di chiostro, un porticato, e sopra le arcate ci sono dei tondi di cotto, se non ricordo male, che rappresentano tutti i personaggi dei Promessi Sposi, perché richiamano appunto la peste del 1630. Quindi, se entrate nel palazzo di Corso Buenos Aires 1, Palazzo Luraghi, vedete che ci sono queste arcate con tutti questi tondi, con tutti i personaggi, c'è Renzo, c'è Lucia, c'è la Don Abbondio, l'innominato, tutti quanti. L'altra cosa divertente del Palazzo Luraghi, sempre questo, Nino, tu mi devi perdonare, ma io ho questo vizio di saltare da un argomento all'altro man mano che mi Sì, vengono in anche mente le perché cose. abbiamo sforato un pochino, quindi Ecco, però abbiamo cominciato un pochino in ritardo, sì. se non ti... Comunque, finiamo con Palazzo Luraghi, il quale aveva la cosiddetta, è stato il primo palazzo a rompere la schiavitù del Resegone, perché a Milano i palazzi di quella zona non potevano salire oltre il secondo o il terzo piano, perché dovevi poter vedere il Resegone da lì. E quindi i palazzi di 5, 6, 7 piani a Milano vengono tutti dopo Palazzo Luraghi, perché quello è il primo che sfonda la schiavitù del Resegone. Per finire chiudere con il derby, no, mi sembra che abbiamo detto tutto. Sì. Sì, sì, appunto, la TV commerciale attirò i ragazzi del derby, e il derby piano piano andò ad esaurirsi. E allora avremo modo di andare in giro per altre parti divertenti e interessanti Se di qualcuno vuole Milano. andare appunto in via San Gregorio a vedere la chiesetta russa e poi a vedere Palazzo Luraghi al numero 1 di Buenos Aires, fa un giretto artistico, culturale, storico, di tutto rispetto. E con questo consiglio ci salutiamo qui. Grazie Carla. Grazie a te Nino, grazie a tutti, buona serata. Avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi. E la gente che vive, che lavora, che si diverte, che respira in mezz'ora da Piazza del Duomo, arrivi dove vuoi. Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano.
A te la linea. Grazie Lorenz, era Pino Mango con Come Monna Lisa del 1990 e questo vuol dire che è arrivato Ale Musella. Ciao! Pronto? Eccoti, ben trovato. Eccoci qua. Buonasera a tutti. Come stai? Bene, un po' freddo, oddio, oggi faceva caldo, poi adesso è venuto fuori il freddo, non si sa mai come vestirsi. È vero, è un grande classico. Allora, Sì. stasera di che cosa vogliamo trattare a livello artistico? Ma allora, abbiamo detto un po' Schifano, ma un po' anche l'arte moderna in generale. Certo. Riusciamo a capire un pochino, o cerchiamo di portare le persone a comprendere che cosa sia la differenza fondamentale tra l'arte contemporanea e l'arte moderna e perché c'è questo calo, paradossalmente, di grandissimi artisti del Novecento che fanno fatica adesso ad essere ricollocati o comunque hanno dei prezzi altalenanti, ma fanno veramente fatica. C'è tanta gente che ha in casa grandi quadri di personaggi importanti che valgono 4 banane adesso, purtroppo. Ecco, tanto per gradire. Ma perché questo? Ma allora, c'è da dire una cosa. L'accademico, c'è sempre meno gente che va a fare l'accademia, ci sono sempre meno artisti che escono dall'accademia. Perché una volta era un passaggio, no? Tu vai perché comunque dovevi sapere l'ABC, dopodiché tu creavi il tuo stile, perché quello che io dico sempre è non serve disegnare benissimo, perché altrimenti ci sono tantissimi paesaggisti, tantissimi ritrattisti, quando tu vai nell'iperrealismo, quando tu comunque hai un'ottima tecnica, purtroppo rischi di risultare un ottimo esecutore. Perché? Perché comunque fai fatica a personalizzare il tuo quadro. Perché? Perché sembra uguale a tanti altri. Cioè, il paradosso è che se tu sei talmente, quelli che sono talmente bravi sono uguali. Cioè, rischiano. Io ho conosciuto degli artisti bravissimi, addirittura alcune foto, alcuni lavori sembrano delle fotografie, però a quel punto risulta anche difficile dare una quotazione. Perché? Perché comunque per me la differenza tra un oggetto e un'opera d'arte è l'anima che ci metti, lo stile riconoscibile che deve essere il tuo, e poi ci deve essere un pensiero dietro. Per cui la tecnica, per cui il discorso proprio accademico serve per riuscire. Le prime cose che ti fanno fare sono le nature morte o comunque l'anatomia, per cui quando c'è il famoso modello, la famosa modella, per prendere mano e sapere l'ABC. Perché? Perché in teoria è proprio così che dovrebbe essere. Prima imparo a disegnare come fece Picasso, no? Picasso ha detto fino a 16 anni ho disegnato alla perfezione e adesso invece posso permettermi di fare un po' quello che voglio. Oggi invece è il contrario. Purtroppo con i sistemi tecnologici o comunque sotto questo punto di vista c'è stato anche un po', adesso passatemi il termine, lo so che può sembrare un po' forte, un imbarbarimento, perché dopo la seconda guerra mondiale, quando si è spostato l'epicentro dell'arte mondiale negli Stati Uniti, gli Stati Uniti hanno portato il loro stile, per cui la street, per cui tutto quello che era legato al consumismo, tutto quello che era legato alla pubblicità, per cui parliamo di Warhol, parliamo appunto di Basquiat, parliamo lo stesso astrattismo che ha demolito tanti. Noi avevamo Vedova, avevamo alcuni astrattisti molto importanti, però l'astrattismo faceva fatica ad essere digerito da personaggi che invece ci avevano messo l'anima dentro, soprattutto in Europa, no? Per cui quando tu sapevi disegnare parlavano sempre di un Guttuso, piuttosto che di un Sironi, piuttosto che un Morandi. Poi arriva Pollock e capisci che comunque uno dice vabbè, ma di che cosa stiamo parlando? Addirittura lo stesso Pollock è stato fortemente criticato all'inizio da dei critici americani. Perché? Perché ancora adesso con te ne abbiamo parlato, no? Tu hai visto una sua mostra che ti è piaciuta tantissimo a Venezia, sì. Però rimane sempre un punto di domanda, nel senso,
questo il 3D, cioè per cui la tecnica che ha inventato lui, e poi il fatto che lui volesse rimanere attaccato alla tela, per cui disegnava per terra, tutto molto bello. Però poi dopo, nel momento in cui l'arte con la A maiuscola è quella che noi ci ricordiamo dai tempi che sono, per cui la capacità di scolpire, la capacità di disegnare, la capacità di raccontare, perché l'arte parte anche per raccontare il contemporaneo, per cui noi siamo riusciti a conoscere tante cose dell'antico anche grazie alle opere d'arte che ci hanno raccontato, a partire anche dagli egizi, cioè comunque raccontavano la loro quotidianità. Nel momento in cui ho davanti un quadro astratto, c'hai poco da raccontare, cos'è che gli vado a raccontare? Se tu pensa, se uno dovesse vedere un Pollock tra 300 anni, non è che può ricordarsi nel 1965 che cosa c'era quando lui ha fatto quel disegno lì, capito? Per cui il concetto base dell'arte era anche quello di avere qualcosa da raccontare. Tornando invece al discorso della street, la street l'abbiamo detto tante volte, è nata negli anni 70 a New York, per cui è stata un'azione di contrasto e per cui di protesta, no? Per cui non voleva andare nelle gallerie, anzi non gli permettevano di andare nelle gallerie, per cui utilizzavano le pareti della città come se fossero delle tele per raccontare. Poi ti ho anche detto che anche qui l'anima della street è stata un po' deturpata nel momento in cui io la metto in una tela e la metto in galleria, perché è un po' un controsenso, no? Però la street è fatta di stencil, è fatta di capacità cromatiche, oppure sai quelle famose bombolette, piuttosto che quelle che degli anni '80 quando verniciavano di nascosto i vagoni della metropolitana, piuttosto che, per cui aveva ancora un senso. Adesso purtroppo ci sono tanti passati in termini improvvisati che però poi vengono spinti anche sulla street. Quando vedi alcune opere fai fatica a riconoscerli, che non c'è più. Anche lo stesso Banksy, che comunque è stato un antesignano su certi punti di vista, poi aver spinto, io non voglio essere non voglio essere per forza critico, però tu sai che cosa penso di Banksy, secondo me è anche un po' gonfiato, no? Anche perché poi Banksy è una crew, è stato creato in una certa maniera, per cui lo stesso fatto che adesso le sue opere valgano milioni di euro è in controsenso rispetto a come è nato. Per cui, vabbè, però questo ti dà la possibilità a molte persone di improvvisarsi, e poi se trovano il filone giusto o il gallerista giusto o chi spinge affinché loro possano andare avanti, magari si trovano ad avere una quotazione estremamente alta rispetto a persone che invece hanno uno studio, hanno un contenuto, hanno un concetto, hanno qualcosa da raccontare. Perché molti la street adesso sta diventando pura decorazione. Perché tolte alcune cose, adesso è successo quello di Elon Musk, no? Per cui il famoso il mio cuore è voi, mi ha fatto morire da ridere, che ovviamente tutta una parte politica ha dovuto per forza idealizzare come il saluto romano, quando invece l'ha fatto anche l'antagonista di Musk, di Trump, l'hanno fatto tantissime persone. Ovviamente nel momento in cui si tratta di persone che sono di destra, per forza deve essere il saluto romano. Però vabbè, a prescindere da questo, non mi ricordo, stavo dicendo questo per dire... stavo dicendo, ci sono state ovviamente subito dei murales contro questa cosa qua, per cui per criticare o per commentare in maniera negativa quello che è successo, cosa che adesso non voglio fare il politico, raramente vedo quando succedono delle cazzate a sinistra. Io raramente vedo questa alzata di barricate anche da parte degli artisti. Sembra che tutto quello che viene fatto dalla sinistra non possa essere toccato, non sia neanche soggetto a ironia o a satira, perché altrimenti è come se tutto dovessi toccare. Però vabbè, qua non entriamo in questo tipo di discorso. Tornando al discorso dell'arte, io in galleria spesso mi arrivano dei giovani accompagnati dai padri che mi chiedono dei consigli. Allora, io intanto cerco sempre di spostarli sull'accademico,
ma perché devono avere, solo quando tu sei capace di fare una cosa puoi scegliere, ed è sempre quello che ti ho detto, no? Se io sono capace di disegnare perfettamente, scelgo di disegnare a modo mio. Se invece io non sono capace, non è una scelta disegnare a modo mio, è perché so fare solo quello. Per cui è differente la possibilità di scegliere. Per cui, e poi una cosa che dico sempre, trovate il vostro stile. Una volta che avete capito, comunque siete padroni della tecnica, allora veramente potete disegnare come volete, perché se noi prendiamo tre grandi artisti dell'Ottocento e del Novecento, Ligabue, Frida Kahlo e Van Gogh, nessuno di loro ha una tecnica eccelsa. Certo. Nella canonicità della pittura. Eppure li riconosci, però un Ligabue è un Ligabue, un Van Gogh è un Van Gogh, un Frida Kahlo è un Frida Kahlo. Invece io adesso vedo un po' il piattume e questo mi fa male perché allora la gente dovrebbe rivalutare tutta l'arte moderna, perché allora lì sì vedevi la differenza, perché c'era una tecnica particolare e poi ognuno aveva, tu un Carrà lo riconosci, un Sironi lo riconosci, perché comunque ci hanno messo il loro anche per raccontare. Ecco, oggi l'arte torna a essere un po' più concettuale, no? Perché invece quando parliamo dell'arte moderna spesso e volentieri raccontavano anche i Morandi, piuttosto che quando andiamo a vedere la natura morta, piuttosto che la bottiglia. Lì era la perfezione o comunque la bellezza dell'interpretazione del reale, che però aveva un senso appunto negli anni 70, per cui bisognerebbe sempre contestualizzarli e dargli il giusto valore. Invece adesso Ale, un attimo di pausa perché sono le 19:30 e riprendiamo il nostro discorso. Scusami un attimo. Ok. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Rieccoci di nuovo con Ale Musella, appunto parlando di arte, e stavi dicendo appunto dell'arte degli anni 60-70. Attaccato, aspetta, lo richiamiamo. Oh signor, questo è il bello della diretta, lo recuperiamo subito perché così ritroviamo il nostro Ale Musella. Ogni tanto abbiamo qualche problema telefonico, però tutto sommato ce la facciamo, dai ragazzi, che è la cosa più importante. Le 19:31 minuti e 8 secondi, nel frattempo andiamo a dare un'occhiatina alle agenzie, vediamo che cosa succede nel mondo e vediamo un po' che cosa accade. Diamo un assaggio di ANSA e poi vediamo anche la BBC per questa sera, se ce la facciamo con i miei potenti mezzi. Ogni tanto perdono colpi. Comunque, il 4 di gennaio, le 19 quasi 32, Lorenz, lo stiamo perdendo? No, rieccolo. Ale, no, eccoci. ci sono. Stavi dicendo? Stavo dicendo che comunque sia, oggi è un po' più concettuale, per cui dietro ogni cosa, almeno io cerco sempre, poi essendo anche un curatore e un critico, cerco sempre di parlare con l'artista e fargli capire che comunque deve metterci, quando crea qualcosa, deve anche voler raccontare qualcosa, perché altrimenti rimarrà sempre un bellissimo oggetto, ma non è un pezzo d'arte. Esatto, per cui io è la cosa più spesso e volentieri ai ragazzi dico: andate a studiare, ma non per forza a scuola, prendetevi i libri, andate su YouTube, magari adesso c'è un ceramista che si chiama Alberto Tornago, giovane, ha una buona manualità, gli manca un po' di contenuto, perché comunque è giovane. Allora non è che gli ho detto vai all'accademia, però gli ho detto: se tu vuoi fare un teschio, vammi a studiare nella storia dell'arte quanti l'hanno fatto, perché l'hanno fatto, che simbolo è, cioè, deve comunque prendere coscienza di quello che vuole fare, in modo tale che poi possa dare anche lui il suo senso a quello che fa, perché altrimenti io vedo un sacco di persone che fanno opere, a parte, vabbè, se parliamo poi
di quelli che lavorano con la stampa 3D e non sanno neanche usare le mani e si definiscono scultori, qui poi apriamo una parentesi che veramente mi fa rabbrividire. Però ecco, quello che manca adesso, che invece bisognerebbe riprendere da quello che è stato il Novecento e ancora prima, è proprio la consapevolezza della storia, la consapevolezza di sapere che non si inventa niente, ma che si può rivisitare. E per cui si può dare nuova vita a qualche cosa. Però per fare questo devi avere la consapevolezza di quello che fai, perché altrimenti è troppo facile dire. Certo, mi dici una cosa, chi è secondo te un grande narratore? Cioè, quale artista secondo te è prima di tutto un grande narratore? Allora, l'ho detto tante volte, Guttuso ha raccontato la sua Sicilia in maniera eccezionale. Poi vabbè, ha raccontato anche una parte politica, ma non è tanto quello, cioè proprio lo scorcio della Sicilia di Vucceria, se tu guardi i suoi quadri, e poi lui ha raccontato anche la sua storia. Anche Schifano, di cui dovevamo parlare, Schifano per esempio è stato un narratore dei suoi tempi. Lui ha prodotto per oltre 45 anni e non ha avuto difficoltà nel mettersi in gioco e nel cambiare. Molti artisti invece, per esempio, abbiamo parlato di Morandi lo riconosci perché il suo stile è sempre quello, ok? Non è mai cambiato, è sempre rimasto nella sua comfort zone. Un po' anche Guttuso, se vogliamo, no? Invece Schifano ha avuto la forza di dire: io seguo quello che sento. Per cui è stato quando è arrivata la pop art, lui è uno degli esponenti principali della pop art italiana, non si è spaventato, cosa che invece hanno fatto molti classici, perché comunque molti quando è arrivata la pop art si sono sentiti un po' tagliati fuori, un po' quando è arrivata, ecco, l'esempio è come quando è arrivata la fotografia, i paesaggisti, no? Uno dice vabbè, allora adesso, o i ritrattisti, c'è la fotografia, il mio lavoro che cosa serve, capito? Per cui la stessa cosa hanno subito questi personaggi qua. Però ecco, l'arte moderna, loro sono sempre stati i narratori del loro tempo. Oggi faccio fatica a vedere qualcuno che racconta il nostro tempo, perché c'è un po' di tutto e poi non riescono a darsi una direzione. Per cui diventa molta estetica e poco contenuto. Senti, diciamo così, invece Schifano, tanto oggi concludiamo la puntata, direi, in eleganza e in bellezza parlando di arte. Schifano, qual è stato il suo ruolo nell'arte italiana di questi ultimi 40 anni? Allora, lui è morto nel 90, cioè insomma nel 90, intorno al 90, se non mi ricordo esattamente la data, però è stato un pioniere, perché comunque se tu guardi, come ti ho detto, in 45 anni di produzione ci sono delle serie, fai fatica anche a riconoscerli tra uno e l'altro, perché non ha avuto difficoltà nel mettersi in gioco. Per cui lui ha proprio cavalcato tutto quello che gli stili, cioè in 45 anni lui veramente è stato un po' surrealista, è stato un po' pop, poi è stato un po' astrattista, e poi è stato un po' realista, un po' figurativo. Cioè lui veramente ha creato tantissimo. Questo poi è anche un problema perché è anche uno dei più copiati, proprio perché le sue tecniche sono state così varie, e poi lui è stato anche appunto un antesignano, se parliamo dell'emulsione, per cui della capacità di andare incontro delle nuove tecniche, che voleva dire appunto togliersi dalla sua propria comfort zone per andare a visitare una nuova parte di arte che magari non poteva anche non aver successo. Però ecco, l'importanza di Schifano, che a me piacerebbe che i ragazzi giovani potessero comprendere appieno, è proprio la volontà di sperimentare e di non fermarsi mai. E nel momento in cui lui era comunque arrivato a un livello buono, per cui molti dicono, beh, io sono arrivato qua perché devo cambiare, era il momento in cui cambiava. Cioè nel senso, non abbiate timore di cambiare. Poi dopo potete sempre tornare all'ovile, però non fossilizzatevi sul vostro stile. Se avete voglia di cambiare, questo vi serve per crescere e poi per capire che cosa volete fare. Ecco, Schifano sotto questo punto di vista è forse l'artista
che consiglio maggiormente ai giovani di studiare, proprio ma anche per la vita che ha condotto. Lui era un artista maledetto, infatti poi ha avuto problemi di alcol, di droghe, di donne, tutto quello che vuoi, però è comunque sempre stato considerato un genio, come spesso accade. Io me lo ricordo, c'era un mio conoscente che aveva dei quadri di Schifano che non riusciva a vendere. Il giorno dopo che è morto, i quadri hanno avuto un'impennata, per cui anche lui ha avuto dei momenti in cui si vendeva bene, però lui non era neanche consapevole di quanto si vendesse, da quanto lo vendessero. Lui sapeva cosa davano a lui, però in un'intervista proprio lui ha detto: io non lo so, io so che magari anche 10 milioni, 40 milioni, però poi a quello che arrivava in tasca a lui era diverso, ma lui andava bene, perché a lui bastava vivere la sua vita e continuare a lavorare, continuare a creare. Esatto. Senti Ale, oggi come oggi c'è bisogno di maestri. Oltre a Schifano, chi indicheresti come maestro per cominciare un serio percorso di arte? Ma allora, guarda, Schifano era molto amico di Andy Warhol, nonostante fossero diametralmente opposti come carattere. Schifano arriva dall'Europa, arriva dall'Italia, per cui ha comunque un quid in più rispetto a Andy Warhol sotto certi punti di vista, perché Schifano ha scelto di fare la pop con però un background completamente diverso rispetto a Andy Warhol. Per cui Schifano è una cosa, e ti dico, Andy Warhol sì, seguitelo, perché lui era un genio, era un pessimo pittore, ma questo vi fa capire che sotto certi punti di vista potete essere anche dei creativi. Per cui quello che ho detto prima, imparate la tecnica per poi dopo poterla disfare, va bene, però oggi se dovete invece seguire il filone dell'intelligenza artificiale o comunque della tecnologia, allora guardate Andy Warhol, perché lui è stato un precursore. Quello che ha fatto lui l'ha fatto negli anni 50, 60, 70, quello che fate adesso che voi pensate che sia nuovo, lui l'ha fatto 50 anni fa. Per cui sono due che si conoscevano, erano agli antitesi e agli opposti, però sono due linee che possono essere seguite dai giovani, per due motivi diversi. Sono pienamente d'accordo con te. Senti, per la prossima settimana di che cosa parleremo? Fotografia, perché adesso sto iniziando a inserire in galleria alcuni fotografi, per cui proprio oggi ho chiacchierato con un fotografo con una tecnica particolare, una stampa che rende luminosa la fotografia. Insomma, adesso mi documento un po' e comunque vi dico che cosa porterò in galleria e perché. Poi in galleria, che cosa porterei io nelle gallerie, se no sembra che parli sempre di me. Che cos'è secondo me la fotografia che ha senso collezionare e quella che invece rimane un bell'oggetto da parete. Sono due cose diverse. Per cui che anima deve avere la fotografia. Molto bene, caro Ale, grazie del tuo tempo e ci ritroviamo allora il 31 gennaio, ok? Che tra l'altro è il giorno dopo il mio compleanno. Ah, bene. Allora ci ritroveremo. No, di nuovo, dai, ti prego. Vediamo un po' di ripescare il nostro Ale, almeno per salutarci, perché non è giusto, che cavolo, proprio mentre uno sta tirando un po' le somme delle cose, piglia e salta il telefono. Pazienza, dobbiamo fare. Va bene. Allora, che ora si è fatta? Le 19:42, 10 secondi. Ormai siamo arrivati alla fine e domani ci sarà alle 9:35 il garage dell'Alfista. Se avete voglia si parlerà di... Eccoti. Allora, stai dicendo... Volevo solo salutarvi e dirvi che il 31, il giorno dopo, sarà il mio compleanno, per cui sono contento di passare parte della vigilia con voi. Molto bene, grazie a te. Un abbraccio e buona serata. Buona serata a te, ciao Ale. Allora vi dicevo, domani alle 9:35 il garage dell'Alfista, se avete voglia, e se no ci ritroveremo lunedì alle 18:05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Vi porteremo a Strasburgo con Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Andras Laszlo e molti altri amici a ragionare appunto Israele dopo il 7 ottobre. Grazie per essere stati con noi, ci salutiamo con una
bella canzone del 1982 di Claudio Amori, Non succederà più, grande canzone del 1982, e con questo ritmo ricordate che the best is yet to come, meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Avete ascoltato Chilometro Zero.